È finita la Lega radicchiocentrica? No, è finita la regione radicchiocentrica, sì, voglio sperare di sì. Insomma, abbiamo candidato un padovano, per carità, bisogna avere attenzione per tutto il territorio e ci mancherebbe. Diciamo che in questi anni un leggero spostamento su Treviso c'è stato ed è del tutto evidente, ma è normale che sia così. Spero che l'asse si sposti un po', sia politicamente che anche amministrativamente, si sposti un po' più su Padova. Cioè, mi tiro per casa, ragazzi. Cioè. Che tipo di regione si sta immaginando adesso? Mentre oggi di fatto io portavo una delibera in giunta, in 2 minuti veniva approvata perché c'era una confidenza e una fiducia reciproca tali da non avere nessun tipo di ostacolo, e poi andava in consiglio e anche lì, a parte il lavoro delle opposizioni, come è naturale che sia, ma non c'erano problemi. Insomma, i prossimi anni non saranno così, perché c'è l'esigenza di ogni partito di marcare il proprio territorio, ci sarà Forza Italia probabilmente in giunta e quindi anche qui cambiano gli equilibri, e soprattutto in Consiglio ci saranno mediazioni continue. Io sapete, sono molto diretto, insomma, ecco. Poi tra luce e vino lo riserviamo alle televisioni, ma poi nei fatti sarà così. Quindi Alberto Stefani deve essere bravo a scegliersi una squadra di governo e una squadra di rappresentanti consigliari all'altezza delle aspettative dei veneti e che siano in grado di consentire a lui di esplicitare bene il suo ruolo di presidente.